Sono Marco Pizzali, sono professore di sociologia nell'Università di Cagliari e parlerò in questo convegno sul documentario di Marco Pani e Paolo Carboni, Capo e Croce. Il mio interesse per questo film è relativo al fatto che io e gli autori ci siamo incrociati nel campo etnografico, io come sociologo che studiava il movimento dei pastori e loro come autori di cinema che si occupavano della stessa cosa. E quindi cercherò di costruire un discorso sulle rappresentazioni della società sarda fatte dagli autori in questo film. Sono Salvatore Mereu, da qualche anno tento faticosamente di far diventare questo un mestiere, cosa difficilissima, e con la velleità di farlo qui in Sardegna senza muovermi da qua, cercando di far venire il cinema qui. Adesso non sono più da solo, altri mi hanno seguito, qualcuno mi aveva preceduto, per cui si può dire che ci sia una comunità viva che dà dei segnali di grande vitalità, ed è di questo che probabilmente parlerò domani, e di come questa comunità di cineasti ha preso a raccontare da qualche anno la nostra terra dall'interno. È una cosa che non era mai accaduta, e quindi per la prima volta abbiamo la testimonianza di chi c'è nato e cresciuto e non ha una visione di questa terra orecchiata di seconda mano, anche se gli esempi più alti ancora oggi rimangono quelli di persone che sono venute poi da fuori. Cito per tutti Vittorio De Seta, ma anche i fratelli Taviani. Buongiorno, mi chiamo Maria Bonaria Urba e insegno all'Università di Amsterdam Lingua e Cultura Italiana. Ho partecipato a questo convegno con un intervento sulla rappresentazione della città nelle opere di Enrico Pau e Salvatore Mereu. L'idea centrale che ho cercato di sviluppare è quella della rappresentazione del rapporto fra centro e periferia nello spazio urbano, e in particolare l'idea della marginalità come luogo per ripensare in maniera critica e positiva lo spazio urbano. Ma il cinema è tutte queste cose insieme, è intanto uno strumento formidabile di crescita di un popolo, perché lo racconta, gli dà una coscienza critica, è uno strumento straordinario per veicolare la sua lingua, la sua storia, anche i suoi sogni e le sue aspettative, e poi, essendo una forma di comunicazione industriale che presuppone una lavorazione con tante persone, è anche un volano per l'economia, perché può dare la possibilità a tanti di lavorare e direttamente nella lavorazione di film o intorno nel settore dell'ospitalità, della ristorazione, per cui la cosa che mi viene da dire è che una volta tanto chi amministra le cose di questa regione spero abbia la consapevolezza che questo non è un giochino con cui si trastullano in pochi, ma può diventare davvero un'opportunità di crescita per un'intera isola. E la questione è che mi sembra che ci sia anche siano dei documentari di alta qualità come questo, che ne parlerò di questo tema, cioè che hanno la capacità di ricostruire delle rappresentazioni collettive su questi soggetti, capaci anche di ribaltare le rappresentazioni dominanti che sulla Sardegna vengono prodotte dai media dominanti, appunto.